30%. Villa Grande da Guinness dei primati. Gli uomini del paese ogliastrino hanno un'età media più alta al mondo. Gli esperti alla ricerca dell'elisir di lunga vita. Da parte delle compagnie aeree. Villa Grande si conferma capitale sarda della longevità e gli studiosi hanno assegnato al paese ogliastrino il Guinness della lunga vita per la presenza di centenari e ultracentenari. Sentiamo Daniele Osai. Lei cosa ne pensa di questa storia della longevità? Longevità sarebbe passare, mangiare bene, non tanto esagerare nella vita, tenersi bene in forma, pulito. Penso che sia proprio la cosa genuina che abbiamo mangiato noi. Villa Grande più avanti del resto del mondo. Il primato della longevità riguarda oltre 32 centenari e ultracentenari a partire dal dopoguerra. 3 sono viventi in una comunità di 3.500 abitanti che dal 1886 ad oggi ha ospitato oltre 1.115 ultraottantenni. I fattori comuni della longevità a Villa Grande sono essenzialmente 3, sono il fattore genetico, il fattore comportamentale, cioè quello che comprende l'attività fisica, la nutrizione eccetera, e anche il supporto sociale, cioè il fatto che esista una comunità che sostiene le persone anziane e che li aiuta a vivere meglio. Specialista a livello internazionale della longevità nelle popolazioni mondiali, il professor Michel Poulain, docente dell'Università belga di Louvain, ha contribuito a sviluppare il concetto di Blue Zone, ovvero delle aree geografiche dove la longevità è più marcata. Dal 2001 studia la popolazione di Villa Grande. Durante il convegno internazionale ha presentato i risultati che consentono di affermare le caratteristiche uniche di questo paesino in una provincia di lunga vita come l'Ogliastra.